Che cos'è una famiglia disfunzionale? Avete presente i miei video in cui faccio la parodia delle mamme venete? Io tendo ad ironizzare ed intensificare il comportamento delle mamme di una volta, ma ho visto nei commenti che purtroppo la maggior parte delle mamme di una volta era veramente così. E come parlo della figura materna, non oso parlare della figura paterna. Ho pubblicato anche dei video in cui dico i proverbi veneti di una volta riguardanti le donne e come erano viste, come era vista la figura femminile, come era sottomessa, come era maltrattata e quanto maschilismo c'era all'epoca e purtroppo ancora oggi. Un bambino che cresce in una famiglia disfunzionale cresce con dei vuoti, delle mancanze, soprattutto affettive. Crescendo non avrà ben chiara la figura, il valore, il significato della parola amore, il significato di amare una persona. Si avrà sempre crescendo questo bisogno, questa necessità di colmare questo vuoto che si è avuto da piccoli con persone, sostanze o qualsiasi dipendenza possa nascere. Per poter amare gli altri, per prima cosa, bisogna imparare ad amare se stessi. Te non hai bisogno di nessuno. Te devi volerti bene. Devi trattarti bene. Non stai bene con te stesso, non potrai mai star bene con qualcun altro. L'amore è libertà. Purtroppo la società odierna ci ha messo nella testa un significato di amore, di relazioni totalmente sbagliato. Poi guardando i film, ascoltando le canzoni, è tutto basato sul bisogno di amare, la necessità di avere qualcuno. Non è così, non è una cosa sana, non è amore quello. Nel mio caso, che se un bambino con problematiche fisiche, disabilità, che cresce in una famiglia disfunzionale, la situazione è ancora più difficile. Se stai affrontando un periodo difficile, ti consiglio di reagire. Fai. Più ci pensi, più aumenti la potenza dei pensieri negativi, no? Quindi esci, fai cose che ti piacciono, che ti fanno star bene e non devi sentirti solo, perché ci sono tante persone che hanno paura di parlarne, ma stanno vivendo anche loro problematiche. Magari se ne parliamo di più e se restiamo uniti, magari possiamo darci una mano e stare meglio tutti quanti insieme. Ciao!